Le imprese si sentono sempre più sole. Un messaggio chiaro quello lanciato da Confindustria Veneto Est durante l'Assemblea Generale 2025 tenutasi al Centro Congressi della Fiera di Padova. L'incontro, con oltre 2200 partecipanti, ha visto riunite molte aziende delle province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso per parlare del futuro dell'industria. In Italia la crescita nel settore è stata solo allo 0,5%, un dato allarmante che denuncia una crisi di livello nazionale. Le imprese stanno soffrendo per mancanza di competitività, tanti sono i fattori che stanno incidendo, penso alla crescita demografica, penso a una crisi dell'industria tradizionale, penso ai fattori esterni di geopolitica che stiamo subendo, penso anche ai tanti investimenti che sarebbero necessari ora per sostenere le imprese che devono affrontare queste transizioni, penso a quella digitale e quella ambientale. E poi c'è il tema del costo dell'energia, perché le imprese oggi in Italia pagano l'energia l'80% in più rispetto alla Spagna e il 50% in più rispetto alla Germania. Per risollevare l'economia serve cooperazione. Confindustria ripropone la questione settentrionale che vede alla base del rilancio produttivo del Paese la cooperazione tra tutte le regioni del nord, da est a ovest. Un progetto non irrealizzabile, come dimostrano i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. È necessario oggi ragionare al di fuori di quelli che sono i limiti geografici della provincia, ma guardare ad un'area vasta, un'area metropolitana, chiamiamola come vogliamo, ma che possa collaborare e avere finalità comuni con lo scopo proprio di che sia a favore del nostro territorio e quindi delle nostre imprese, ma anche degli oltre 2 milioni di abitanti che la vivono ogni giorno. Bisogna immaginare e programmare il futuro del Veneto per i prossimi 10 anni. In uno scenario di lento e inesorabile declino è infatti necessario un nuovo modello di sviluppo. Confindustria ha già proposto al governo un piano straordinario da ben 8 miliardi di euro l'anno per almeno 3 anni per sostenere la crescita e la modernizzazione del sistema produttivo. Il vero tema è la semplificazione della burocrazia, che è il vero grande fardello di questo Paese ormai da 15 anni. L'anno scorso è costato 78 miliardi la burocrazia del Paese, quindi io credo, ma come gli anni precedenti, noi dobbiamo dirci che i nostri imprenditori vogliono certezza. La certezza là è solo nell'aver chiaro che se io presento un progetto all'interno io devo avere entro i 60 giorni i pareri, quindi questo per noi è fondamentale.